Sarà inevitabilmente l'argomento del giorno per i prossimi 2 mesi, il referendum sulla separazione di Venezia e Mestre, o, come preferiscono definirlo i promotori, per la creazione di 2 nuovi comuni, si appresta a monopolizzare il dibattito politico cittadino, in attesa di sapere se dal 2 dicembre si potrà ancora ragionare in termini di un comune esteso secondo le fusioni avvenute negli anni '20 del Novecento, che portarono agli attuali confini amministrativi, o se bisognerà tornare a ragionare in termini di laguna e di terraferma. Tra appelli a votare sì o no o ad astenersi, come chiesto dal sindaco Luigi Brugnaro, il presidente della regione Luca Zaia preferisce lasciare la parola ai cittadini. Io ho convocato il referendum perché come previsto dalla legge e non aggiungo altro. Non faccio campagna, non faccio inviti, non faccio nulla, nel senso che mi sembra che il dibattito sia alquanto stato esauriente in tutti questi anni. Sono già andati a votare 4 volte, adesso se andranno a votare per la quinta volta decideranno i cittadini. Verso la libertà di coscienza dei propri elettori appaiono indirizzati sia la Lega che il Movimento 5 Stelle, contrario alla separazione, sulla linea di quelli che furono i suoi predecessori politici agli altri referendum, il Partito Democratico. Altrove si attende ancora per prese di posizione che in queste ore sono tante e continueranno ad esserlo, visto che quello del 1° dicembre potrebbe rappresentare la parola definitiva sul futuro di Venezia e di Mestre.